Certamente i risparmi sono molto reali. In un anno e mezzo di fusione, un anno e mezzo di lavoro di consorzi di bonifica in Veneto dall'applicazione della nuova legge, abbiamo avuto risparmi reali, quindi risparmi toccati con mano, di 5 milioni di euro sul bilancio annuale dei consorzi di bonifica in Veneto. Un grande obiettivo raggiunto, ma è un primo passo per andare oltre. Nella razionalizzazione e nella gestione di questi costi, per dare quelle energie e sinergie per il territorio del Veneto, per essere sempre più all'altezza delle risposte che tutti i giorni ci attendono e attendono i contribuenti del nostro Veneto. Presidente Romano, quali sono stati effettivamente i tagli che hanno portato i consorzi di bonifica? Allora, i tagli di 5 milioni riguardano in primis la riorganizzazione degli organi, in secondo luogo l'organizzazione del personale. Soprattutto per quanto riguarda il personale abbiamo risparmiato oltre 2 milioni e 700 mila euro, e una parte significativa è nel mettere assieme alcune sinergie, l'uso delle sedi, uso di programmi, uso particolare di alcune altre situazioni che ci ha consentito di raggiungere questi 5 milioni di euro. Questa prima situazione di risparmio si evidenzierà ancora maggiormente nei prossimi anni, quando attraverso proprio una sinergia di lavoro e di percorsi dovremo andare oltre nell'utilizzo sinergico di tante altre realtà e di tanti programmi.